Continua la serie positiva per la Profavara che sembra avere dimenticato l'uscita dalla Coppa Italia per concentrarsi sul campionato d'eccellenza dove non ha mai nascosto l'ambizione di vincerlo. Ieri doveva essere una gara casalinga, ma si è giocata ancora una volta sul campo della San Cataldese a causa dell'indisponibilità dello stadio Bruncoleri, interessato da lavori di ristrutturazione che ci dicono già finiti. Vittoria per 3-1 sul Castellammare, che vuol dire secondo posto in classifica dietro la Nissa, alla quale la Profavara ha anche rosicchiato 2 punti. Una vittoria comunque non facile, anche se il risultato poteva essere più consistente visti gli errori e le imprecisioni. Non era trascorso un minuto di gara con la Profavara che arriva direttamente sotto rete con Ficarrotta che viene trattenuto in aria. Sembra rigore netto, ma forse è troppo presto per un penalty. Il vantaggio arriva all'8° proprio con Ficarrotta, con una perfetta punizione, un tiro preciso pennellato che si insacca all'incrocio dei pali. Profavara ancora vicina al raddoppio con un clamoroso doppio palo in sequenza colpito prima dalla Piana e poi da Cannavò. Il raddoppio arriva nella ripresa, al 76° realizza Lucarelli su servizio di Ficarrotta. Il Castellammare reagisce ed accorcia le distanze all'80° con Messina. Il 3-1 finale arriva all'87° sul rigore, trasformato da Garufo per atterramento di Retucci. La Profavara accorcia lo svantaggio dalla capolista Nissa, va al secondo posto, ma anche il Castellammare esce a testa alta con un avversario sicuramente superiore. Sì, credo di sì, credo che abbiamo fatto una buona gara, è anche vero quello che dice lei, che noi riusciamo a creare tanto, non riusciamo a fare gol, magari ogni tanto per qualche imprecisione, ogni tanto il palo, la traversa e poi ci complichiamo anche noi la vita, dando anche spazio agli avversari quando possiamo secondo me chiudere le partite e non dare modo di poter rischiare fino alla fine. Si poteva chiudere sicuramente prima e poi abbiamo avuto anche, come dicevo prima, un po' di stasi. Perché? Ma purtroppo è la caratteristica in questo momento da questa squadra, dopo che riusciamo a fare gol, a creare 3-4 situazioni, poi abbiamo un attimo dove forse ci rilassiamo un po' troppo perché pensiamo di avere la partita in mano e invece non è così, perché appena noi abbassiamo un attimo l'attenzione, la concentrazione, riusciamo a metterci anche noi stessi in difficoltà e questa è una cosa in cui dobbiamo lavorare perché non ce lo possiamo permettere. Abbiamo rosicchiato qualche punticino alla Nissa. Sì, ma il campionato è lungo, lo sappiamo, noi dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino adesso, bisogna dare continuità ai risultati che abbiamo fatto mercoledì con lo Sciacca, poi sabato e adesso quello che abbiamo fatto oggi col Castellammare. Adesso abbiamo 2 giorni in cui stacchiamo, i ragazzi hanno il giusto che si riposano e poi da martedì penseremo alla prossima partita. E a proposito dei ragazzi, qualche ammonizione in più forse e qualche piccolo infortunio? Può Sì. mettere qualche preoccupazione? Ma purtroppo fanno parte del gioco, ci siamo complicati noi sull'ammonizione, sull'espulsione, poi c'è stato anche Mattia Reducci che ha avuto un fastidio al ginocchio quando abbiamo avuto il calcio di rigore e poi fino alla fine siamo rimasti anche in 8 in campo, quindi devo dire anche bravi ragazzi per i minuti finali dove hanno gestito credo abbastanza bene il risultato. Profavara è questo. Non ci possiamo aspettare 2 tempi allo stesso livello anche perché vanno molto forte, quindi queste pause piano piano si devono equilibrare, ma quello ci penserà il mister, per me è importante che abbiamo vinto. Un po' di nervosismo in più forse in campo, perché? No, va bene, nei 90 minuti ci può stare, qualche piccolo fallo in più, qualche reazione, poi torna tutto nel normale anche perché i giocatori si rispettano, dentro il campo c'è sempre un po' di adrenalina che comporta questo, però alla fine è importante che tutto finisce con la stretta di mano a fine partita. Possiamo quindi mettere questa partita a parte il discorso del risultato finale tra le belle prestazioni? Possiamo mettere questa partita con 3 punti che ci portiamo a casa e poi le belle prestazioni quando saranno proprio belle le commenteremo. Sapevamo di incontrare una squadra difficile da affrontare perché negli anni ha sempre mantenuto lo stesso gruppo, quindi ha sempre fatto campionati buoni ottenendo risultati che ogni anno si sono prefissati, quindi
Era una partita molto ostica, giocata in un campo difficile, perché abituarsi a un sintetico così dopo aver cambiato tanti cambi non era semplice per noi, però siamo stati bravi ad adattarci e portare a casa i 3 punti. Sei entrato nel tabellino dei marcatori, questo è il tuo secondo gol stagionale con la Pro Favara, giusto? Sì, secondo gol, ma felice perché abbiamo dato continuità alla vittoria di Palermo, quindi è iniziato un nuovo percorso per noi e quindi dobbiamo cercare ora di dare continuità, perché diventa fondamentale fino a quando finalmente non torneremo a giocare a casa. Non era questo il campo dove potevamo pensare di trovare punti per la salvezza. Il calcio si sa, si inizia sempre da 0-0, però obiettivamente diciamo, è una lotta impari. Però aver visto questa squadra mettere paura al Favara, giocare a certi frangenti a viso aperto e quasi alla pari col Favara, ci dice che il percorso di crescita di questi ragazzi è abbastanza avanzato, siamo fiduciosi. Come avete visto dal primo minuto abbiamo schierato 5 under, alcuni 2005, quindi è questa la nostra politica e sappiamo che ci possono essere delle defaillanze, ci possono essere degli errori, però in maniera assolutamente serena ci prepariamo per la partita di sabato, che quella sì è una partita da cercare di vincere a tutti i costi contro un fortissimo Gelaci che oggi mi dicono aver battuto l'Atletico Palermo, quindi una partita impegnativa con una squadra che lotta con noi per la classifica.